ovviamente per dare inizio alla nostra celebrazione di oggi della bellezza del libro e della lettura, chiamo tutti coloro che insomma hanno contribuito alla riuscita di questa giornata. Poi tireremo le somme anche al termine. Inizierei ovviamente chiamando in rappresentanza del comune il dottor Matteo Bellomo, vice sindaco e anche assessore alla cultura. Insieme a lui chiamo qui sul palco anche la presidente dell'associazione La Lanterna, Katy Franzolin. Per quanto riguarda la libreria Ubic di Mestre, Alessandro Tridello, anche presidente dell'associazione Ali. E infine, ultime ma non per importanza, perché quest'oggi vi terranno compagnia sull'altro palco, Giulia e Beatrice di G di Ferro Team. Ora, ci stringiamo un pochettino, siamo in tanti qui sul palco. Chi è che vuole prendere la parola per dare la di inizio? Parti tu, Katy. Buongiorno a tutti, grazie a tutti per essere qui oggi. Questa è la seconda edizione di Veneti in copertina e sono veramente onorata e felice di poter dare il via a questa seconda edizione. Noi della Lanterna, siamo un'associazione culturale, abbiamo come scopo principale quello di supportare e promuovere gli autori emergenti. In questo specifico caso della nostra regione, del Veneto. Abbiamo chi di voi ci ha seguito durante questi mesi, avrà visto che nelle nostre pagine abbiamo presentato tutti gli autori presenti qui nei gazebo, abbiamo anche tutto l'artigianato locale che rappresenta e che collabora col mondo editoriale e abbiamo abbiamo un sacco di laboratori per bambini, perché comunque siamo convinti che i bambini siano il futuro e quindi è importante che loro imparino ad approcciarsi alla lettura nel modo più giusto e il più divertente possibile. Vi ricordo che sulle varie locandine sparse in giro per la piazza c'è il programma, quindi sia di questo primo palco principale dove si alterneranno autori del panorama veneto già noti che molti di voi conoscono già, e sul secondo palco abbiamo altrettanto presentazioni di autori veneti noti che rappresentano le case editrici venete che partecipano a questa edizione. Abbiamo cercato di rappresentare tutti i generi per non escludere nessuno, assolutamente. Oggi è l'inclusione, siamo tutti. Ringrazio il comune di Dolo e Ali e Ubic Mestre per tutto il sostegno che ci hanno dato in questa manifestazione, naturalmente tutti i nostri sponsor che troverete sempre sparsi. Vi ringrazio ancora, lascio la parola al dottor Bellomo e grazie ancora per essere qui. Buongiorno a tutti, benvenuti a Dolo. Oggi è anche una magnifica giornata di sole, per cui ci sono tutti gli ingredienti. Il sole ha portato Alessandro, ovviamente, perché ci sono tutti gli ingredienti perfetti perché sia una bellissima giornata. L'anno scorso con Katy, i ragazzi della Lanterna, abbiamo fatto una scommessa stravinta perché è stata una prima edizione meravigliosa. Oggi abbiamo la seconda edizione che deve essere quella della conferma. E io sono certo che ci metterete in grande difficoltà perché secondo me verrete in tantissimi, ci sarà un'edizione ancora migliore di quella dell'anno scorso e ci metterà in difficoltà perché dovremo cominciare già a pensare a come fare la terza edizione per farla ancora più grande e ancora più ricca di appuntamenti, però sono quelle difficoltà che ci piacciono e sulle quali noi continuiamo a credere con forza e con determinazione. Dolo è città che legge, con Ubic ormai abbiamo un rapporto decennale e organizziamo ogni anno il festival letterario. Questo completa in un qualche modo quell'offerta di presentazione di libri, dando un focus specifico sul mondo dell'editoria veneto e dando anche l'opportunità a chi spesso ingiustamente non è dentro grandi circuiti di poter presentare la propria opera e farsi conoscere, e questa è una cosa alla quale crediamo molto. Ovviamente non finisce tutto con oggi perché continuiamo con tantissime presentazioni di libri e con tantissime manifestazioni in biblioteca, in piazza, eccetera, perché per tutto l'anno noi vogliamo dare palco e vogliamo dare voce a chi ha qualcosa da dire, in un tempo difficile nel quale chi ha qualcosa da dire è bene che si faccia fortemente sentire. Grazie a tutti e buonissima giornata. Grazie, io dovevo portare il sole, l'ho fatto. No, invece sono molto contento perché questa iniziativa l'abbiamo vista nascere
speriamo che possa continuare per tantissimi anni, quindi sono molto contento di essere qui. Quindi ripasso. Va bene, ci rimbalziamo. Allora io adesso ripasso il microfono a Jessica perché la nostra prima autrice ospite Carlotta Berti è qui. Io invito anche i presenti non solo a stare qui, ma insomma c'è un secondo palco dove c'è il nostro Gianluigi Bodi che ci aspetta con la sua presentazione. Giulia e Beatrice, mi raccomando seguitele, adesso lascio la parola giusto. Noi siamo Beatrice e Giulia, siamo di GD Ferro Team e oggi siamo state chiamate da Katie, dal suo entourage, a presentare il secondo palco. Siamo emozionatissime. Io e Giulia siamo già abituate a fare interviste, seguiamo le maggiori fiere del Veneto, del Triveneto, seguiamo anche tanto la moda, ma questa diciamo che per noi è anche un po' una scommessa, quindi Katie, una nuova esperienza diciamo. Quindi diciamo che Katie ci ha proprio dato fiducia al 100%, speriamo proprio di non deluderti, altrimenti dopo sono guai. E allora siamo prontissimi per iniziare, grazie mille a tutti per essere intervenuti qui sul palco, giustamente per fare gli onori di casa. Io ne approfitto anche prima di iniziare con le nostre interviste per ringraziare i nostri sponsor fondamentali, Zilabeg Spa, Confcommercio Riviera del Brenta, Banca Ania e l'Associazione Librai Italiani. In più un grande ringraziamento va anche ad Agape Flower di Zianigo per l'allestimento dei due palchi, vedete belli fioriti per richiamare il bellissimo periodo che stiamo passando, ovvero quello della primavera. Ricordiamo anche che al termine di ciascuna presentazione sarà possibile anche recarsi allo stand Ubic che vedete qui accanto a me per il firmacopie con l'autore. Questa città dove cultura e passione vivono qua. Jessica che guida col suo tocco lieve, con autori ed editori ogni parola si beve. Giulia e Beatrice, eleganza e bravura. Buongiorno Beatrice. Buongiorno Giulia. Buongiorno a tutti quelli che sono venuti qui con noi per lietarsi di questa, oltre che bellissima giornata, anche per questa giornata ricca di cultura, questo va detto. Assolutamente sì, oggi Dolo è capitale della letteratura veneta. Assolutamente, e con una finestra direi meravigliosa. Infatti siamo in uno dei posti più iconici di Dolo, che appunto è lo square che è alle nostre spalle, che è meraviglioso. Ma oggi perché siamo qui? Dunque, come avete già ben sapete, noi oggi siamo a Veneto in Copertina, organizzato dall'Associazione Culturale La Lanterna. E ringraziamo ancora Katie. Esatto, ci ha dato l'opportunità a me e Giulia di GD Ferro Team di essere qui oggi a presentare gli autori in questo secondo palco. Ringraziamo anche il Comune di Dolo e Ubic Mestre per aver aiutato La Lanterna in tutta l'organizzazione e ricordiamo i nostri maggiori sponsor. Assolutamente, io direi che è il caso anche di iniziare, anche perché i nostri maggiori sponsor appunto sono Zilabeg SPA, Confcommercio Riviera del Brenta, Banca Ania, ARI Associazioni Libri Italiani. Ringraziamo anche Agape Flower di Zianigo per l'allestimento dei due palchi, su quello dove ci troviamo noi è il palco principale, e ricordiamo che al termine di ogni presentazione a fianco al palco è possibile fare il firmacopie con ogni singolo autore, quindi per gli autori che avete gradito di più sapete che qua a fianco a noi potete andarli anche a conoscere un po' meglio. Nel caso del peso dell'assenza ho iniziato a scrivere sapendo che la lunghezza sarebbe stata più o meno questa, 5 pagine più, 5 pagine meno, e mi sono ispirato un po' al formato della novella, soprattutto alla novella sudamericana. C'era, perché ormai è andato, uno scrittore sudamericano, Ricardo Piglia, che era famoso per gli studi anche sulla novella, che diceva la novella poi alla fine è quel componimento per cui il lettore... Invece io mi lamentavo il come, è solo che non lo esternavi. No, esatto, mi nascondevo e basta. E infatti tanto che mia madre mi diceva perché non me l'hai detto, perché non hai parlato, erano lì disposta ad aiutarmi. Certo. Però poi alla fine della storia del libro, ovvero Brutto e Cattivo, si trasforma in Bello e Buono e far capire agli altri.
sé e per i propri compagni. Quindi questa era la parte del primo volume. Il primo volume termina con un colpo di scena clamoroso, un grande cliffhanger. Moltissimi lettori mi hanno... Proprio da lettrice, proprio il momento in cui dici bene, perfetto, adesso cosa ci devo fare con questa informazione? Dov'è il seguito? Infatti ho avuto veramente molti lettori e lettrici che mi hanno scritto, personalmente io sono su Instagram come social, e mi hanno scritto dicendo che il finale era illegale, pretendevano immediatamente la prosecuzione della storia, per cui con il secondo volume... Ora la nostra prima parte delle interviste della giornata si è conclusa, avremo anche tutto il nostro pomeriggio, ma è arrivato il momento di una premiazione importantissima, quella della premiazione del concorso letterario Segui la Lanterna, e chiamo qui accanto a me sul palco Katie Franzolin. Funziona? Sì, funziona. No, siamo tutti incredibili in realtà. È un'organizzazione incredibile, poi abbiamo trovato una giornata stupenda. Una giornata stupenda, favolosa, è stata una cosa stupenda. Fino adesso non posso dire niente. Io corro da una parte all'altra, però vedo. E di là le ragazze perché, come se la esatto, stanno cavando. Se le stanno cavando bene, anche loro le loro belle presentazioni, anche lì stiamo parlando di cultura, di libri, di storie, lì abbiamo parlato anche di cinema. Semplicemente la lanterna come oggetto che illumina. Sono arrivati diversi elaborati, molto carini, molto belli. Scegliere non è stato facile, non è stato così scontato, anzi i primi classificati se la sono vista per veramente pochi punti di distacco l'uno Se la dall'altro. sono giocata fino all'ultimo. Esatto. Loro hanno vinto. Adesso non abbiamo la terza classificata, che è Milena Grazioli, che è da Milano, perché il concorso era aperto a tutta Italia, non solo qua nel Veneto, però la salutiamo, lei sappiamo che ha già ricevuto il suo attestato, il suo certificato, e io chiamo qui sul palco il secondo classificato. Intanto. Sì, perché intanto abbiamo il secondo e ovviamente intanto presentiamo il secondo classificato, che è Fabio Ferretti. Fabio, dobbiamo premiare questo scrittore. Io però non ho sentito un applauso abbastanza forte. Eccolo qui, secondo classificato. Adesso dammi un secondo che appoggio il microfono. Ecco a te Fabio, secondo classificato, facciamo una bella foto di rito, Jessica stai pure vicino a me. Secondo classificato per il concorso Segui la Lanterna, Fabio Ferretti, con un elaborato veramente originale, molto bello. Fra l'altro so che anche una casa editrice si è interessata a questo elaborato, quindi voglio dire mica baba o miciu miciu, no, insomma. Fabio, vuoi raccontarci proprio poche righe come hai fatto entrare la lanterna all'interno di questo racconto? Sì. Allora, l'idea nasce dal fatto di avere due figli adolescenti. L'idea nasce dal fatto di avere due figli adolescenti che sono qui, Lorenzo e Francesco. E sono rimasto ovviamente come tutti un pochettino turbato dal loro rapporto con la tecnologia e i social. E quindi avevo piacere di approfittare di questa occasione per provare a parlare appunto dell'uso dei social nella vita quotidiana di questi ragazzi. Perché nel suo racconto la lanterna è un'app, un'app un po' particolare. Io non voglio spoilerare niente, non spoilerò niente. Trovate il racconto pubblicato nel nostro sito www.lalanternaps.com. Ci sono i racconti, non tutti, ma una buona parte di racconti che hanno partecipato, fra cui anche quello di Fabio. Fabio, fra l'altro, lo è uno scrittore ed è qui presente al suo stand, che è il numero, ricordami. Numero 7. Numero 7, con tutti i suoi romanzi, tutti i suoi libri. Quindi un forte applauso a Fabio, grazie mille. Volevo ringraziare Katie per questa occasione che mi ha dato, grazie veramente. Bene, grazie Fabio. Anzi, resta qui nei paraggi Fabio, che poi facciamo una bella foto di gruppo. E adesso chiamo la vincitrice. Abbiamo già è una donna. È una donna che se tu la segui nei social ha sempre qualcosa da fare. Lei appare sempre con un super sorriso. E la vedo anche adesso. Vedi, è anche arrivata da sola, non serve che neanche la chiami. Signore e signori, la vincitrice Alessia Fiorentino. Grazie, ciao a tutti. Allora Alessia, esattamente come per Fabio, ecco la tua targa, vincitrice del nostro primo concorso letterario Segui la Lanterna. Io sono curiosa adesso di sapere
adesso magari sai perché qualcosina poi sul tuo racconto. sì, perché tu non lo sai, ma in realtà io e Alessia ci siamo sentite un sacco per questo racconto, perché dovevamo sincronizzare tutta una serie di pubblicazioni, di cose, ma perché lei è iperattiva, ha un sacco di energia, ha un sacco di iniziativa, lei vuole fare le cose fatte bene. E quindi, no, quando tu esci pubblico io, quando fai no, faccio io. Capisco perché vi siete trovate. Sì. Sì. Alessia, anche lei è una scrittrice, anche lei è qui presente, è dal gazebo numero 17, il numero 17, quindi anche lei è qui presente con le sue opere. E Alessia, raccontaci un po' di questo racconto. Allora, racconta di una famiglia, che potrebbe essere quella un pochino di tutti, che si trova a vivere una situazione particolare, figlia che ha un bimbo piccolo, diciamo, e una figlia adolescente, quasi non sia più in grado di rimanere in una situazione e stare bene insieme. E quindi cosa succede? Partono per questo viaggio e ricevono un pacco, diciamo, a sorpresa. E all'interno di questo pacco c'è un oggetto molto particolare che richiama la forma di una lanterna, però laddove c'è il classico sportellino dove noi infiliamo il lumino c'è una sorta di chiusura a cassaforte, una chiusura temporizzata, e per loro all'interno viene lasciato un foglietto che li invita praticamente ad accettare questa sfida, ossia di mettere per alcune ore della giornata, ore prestabilite perché proprio hanno delle regole da seguire, i loro telefoni all'interno della lanterna, ok? Quindi di questa sorta di cassa temporizzata, e ognuno della famiglia a turno deve proporre un qualcosa da fare insieme. Quindi loro si trovano a riscoprirsi e con i telefoni appunto chiusi all'interno della lanterna, e quindi sai, è proprio un po' un percorso per la famiglia di stare insieme e riscoprire un po' un momento di condivisione e di cura senza la connessione con i telefoni. E il bambino più piccolino si libererà anche lui di qualcosa che non è un telefono, ma non ve lo spoilerò, vi lascio in caso leggere il racconto. Ricordo che anche il racconto di Alessia è pubblicato nel nostro sito La Lanterna www.lalanternabs.com nella sezione, sì ragazzi, è l'età, sono vecchia, nella sezione Segui la Lanterna, e trovate il suo racconto, quello di Fabio e quello degli altri partecipanti, non tutti, ma tutti quelli che ci hanno mandato il file Word, diciamo. Adesso io chiamerei Fabio per una foto di gruppo. Farei anche un applauso a questi due vincitori, cosa Assolutamente sì, un bel applauso. E visto il successo di questo primo concorso, Katie, mi sa che ti toccherà riproporlo, dovrete rifarlo. Sì, ci toccherà, perché in realtà, e qui arriviamo al punto, chi ha guardato insieme a me i racconti sono state le mie fidate blogger, quello che io definisco il gruppo blogger. Dove che sono lì? Ragazzi, lì, maglia nera, lanterna, alzate le mani. C'è stato, sono tutte lì, la nostra giuria, esatto, sì. L'abbiamo presi. È stato un bel lavoro. Sì, uno a uno abbiamo presi, letti, confrontati, ma sì, guarda questo, no, a me piace meglio l'altro. Poi c'è comunque una griglia, una griglia oggettiva dove ognuno metteva un suo voto, e poi c'era il risultato, è venuto fuori il risultato finale, insomma, ecco. E cosa posso dire? Foto di gruppo? Avete tutti il telefono? Blogger? Fidate blogger? Guarda, c'è anche la gara, c'è anche la gara. Io ho fatto questo. Poi vuoi aprire la Siamo? Ecco, forse ci siamo adesso. Okay. Grazie a tutti, grazie a voi ragazzi. Jessica, che ora abbiamo fatto? Che ora abbiamo fatto? Non lo so, perché ogni tanto cercavo di sbirciare l'ora, ma poi io mi distraggo, parlo e mi perdo. Pubblico, che ore sono? Vi invitiamo a passeggiare e poi nel pomeriggio riprendiamo con tutte le nostre interviste. Riprendiamo alle 15, vero? Alle 15, con esatto. Chi? Ricordami con chi riprendiamo? Riprendiamo con Annalisa Bruni. Annalisa Bruni. Grazie a tutti, alle 3 di questo pomeriggio allora. E buon pranzo. Grazie. Intanto. Grazie a tutti, ci vediamo più tardi. Però adesso si è voltato un po' di più alla contemporaneità con salti temporali tra il passato e il presente, e ci sono memorialistiche, e di questo cito soltanto per non allargarmi troppo, poi tu fermami. Non preoccuparti. Ce n'è uno molto bello che ho apprezzato molto, di Dario Meneghetti, che era un corista della Fenice,
che ha vissuto a Venezia negli anni del conservatorio, negli anni 80-90, e che adesso è immobile in un letto con la SLA. Ma la cosa incredibile di questo romanzo di 600 pagine, che lui ha scritto col puntatore ottico lettera per lettera, comprese le virgole. E infatti, dato che si parla di Mestre, chiaramente quindi si racconta la città in tanti dei suoi aspetti, il rapporto che hanno i personaggi con la loro città qual è? Vuoi rispondere tu? Beh, ci sono racconti che, appunto, come diceva Nilla, la vivono in luoghi ben precisi come Piazza Ferretto oppure altri luoghi, Carpenedo, ed è un rapporto molto intimo a volte, alle volte anche più critico, alle volte nostalgico, come diceva Patrizia, e qui ci sono alcuni autori che... Ognuno di loro l'ho incontrato, l'ho intervistato come state facendo voi a me, ho cercato di cogliere qualcosa di loro per inserirlo nei racconti. Ogni racconto è a sé stante, per cui non hanno un legame ben preciso se non quello di essere dedicati a 6 personaggi veneziani. Di essere tutti sotto la stessa bandiera del Leone di San Marco. Diciamo di sì, diciamo che amano Venezia, persone che anzi magari non sono nate a Venezia, perché ad esempio Ottavia Piccolo non è nata a Venezia, però ci abita da 25-26 anni. Persone che comunque la amano. La amano. Persone che amano Venezia e tutte le sue isole. E spiegaci un po' i tuoi lavori, sono tanti. Ma vogliamo sentire bene tutto, vogliamo scoprire tutto di te. Allora, quello che posso dire, insomma, brevemente, perché alla fine potremo stare qua giornate a parlare. Sì, chiaramente. Di come nascono le storie. Io vivo molto a livello istintivo, quindi le idee mi vengono magari facendo tutt'altro tante volte, quindi finché continuo a fare tutt'altro inizio a elaborare queste storie e a trovare l'intreccio migliore per raccontare le tematiche. Passione in un certo senso per la storia, per le storie del passato e per le storie familiari. Allora, all'inizio ho voluto indagare sulla storia di una mia antenata. Io sono di origine siciliana, la mia famiglia è venuta nel Veneto nei primi anni 60, io sono nata qua, però queste radici io le ho sempre sentite molto forti, ho anche un'ottima conoscenza della Sicilia perché ogni anno sono stata in Sicilia. E sentivo sempre sentivo raccontare di questa storia di un'antenata che nell'Ottocento era fuggita per amore. Io ho trovato per tantissimo tempo tutto quello che cercavo a livello lavorativo, personale, di stimoli. Adesso questi stimoli sono in un altro luogo geografico, però come dire, io rimango sempre una donna newyorkese, una donna internazionale, quindi non è quasi più importante dove io starò, secondo me, cioè l'importante è come io sono diventata nel tempo e come continuerò ad evolvere, quindi questo è un po' anche uno dei messaggi del libro, ecco, che non è più la dipendenza geografica, perché poi tutti noi abbiamo una dipendenza anche geografica, no? Che siamo legati a certi posti e facciamo fatica ad allontanarci, quindi questo in realtà vale per tantissimi di noi. E ovviamente con la compagna dell'epoca non si andava un po' tanto d'accordo, in quanto io facevo il lavapiatti e lavoravo fino alle 4 di pomeriggio, lei faceva il lavapiatti e lavorava dalle 3 di pomeriggio a mezzanotte, quindi non ci si trovava mai. E io, essendo dai Barnet, rimanevo chiuso dentro questo appartamento di moquette Ponta e un computer, e mi sentivo sempre un bicchiere di whisky o una bottiglietta di whisky. Magari qualcosa viene fuori meno riuscito, ma comunque sono sempre in buona fede e a fin di bene. Questa volta questa madre ha fatto sì una cosa a fin di bene, ma vista dalla prospettiva del figlio forse un po' esagerata oppure fuori luogo. Il figlio ne ha risentito e così ha deciso di estraniarsi da quello che è il mondo, che appunto prendendo l'occasione di questa leggerezza lo ha poi etichettato, lo ha poi schernito, lo ha poi anche in certo qual modo, perché no, umiliato. Eravamo a cena, io, mia moglie e questa coppia,
lei a un certo punto ha detto 2 o 3 cose, io l'ho guardato e ho detto adesso sai cosa faccio? In questo ristorante c'era una vecchia macchina Olivetti, bellissima, da tavolo, adesso io mi alzo e ti scrivo una poesia. La rubo. E ti scrivo una poesia. A proposito, lì c'è un banco, se vi interessa, con delle macchine da scrivere meravigliose. Mi sono alzato e gli ho dedicato una poesia, gliel'ho scritta, mi sono fatto dare un foglio e gliel'ho regalata. Una regola di vita, dicevo ok, io devo essere l'ultima, io devo essere quella che fa la differenza, e questo mi ha salvata, mi ha permesso di non incattivirmi, mi ha permesso di fare di questo male un qualcosa di buono. È incredibile come entrambi, Raffaele stamattina e tu adesso, mi abbiate comunicato in modo diverso, perché ognuno ha il suo vissuto, la stessa cosa: io non voglio essere come loro, ed è un messaggio fortissimo secondo me, perché forse è più facile diventare come loro. Va bene, uno spritz, io avrei materiale per altri 90 libri credo, infatti gli ho detto guarda, non morirò prima di riuscire a scriverli tutti. E idee, se andiamo ad aprire questo filone, ce ne sono tantissime, il problema poi è dare un ordine e soprattutto, facendo romanzi e non saggistica, dare un appeal, cioè la persona che legge il libro deve, tra virgolette, divertirsi, deve comunque raggiungere un livello di soddisfazione e non un mattone di fatti che si susseguono, quindi è lì poi dove ci devi mettere del tuo. Ma le storie, guarda, uno scrittore leggermente più celebre di me, tale Frederick Forsyth, diceva che quando tu parli con uno scrittore devi fare molta attenzione perché non ti sta ascoltando, ti sta studiando. Se guardate, vabbè, nel titolo non si nota, ma Cavaliere è maiuscolo, perché abbiamo cercato di trovare una simmetria tra il comportamento del protagonista maschile, che si chiama Marco, e come un cavaliere di quelli narrati dall'Orlando Furioso dell'Ariosto. E approfittando del fatto che in quell'anno era stata stampata da Manuzio la seconda edizione, abbiamo pensato a questo tipo di simmetria tra il cavaliere come comportamento e il cavaliere come personaggio, diciamo così, del Medioevo. Direi un discorso molto molto interessante, siete stati veramente molto bravi a raccogliere tutte queste informazioni e a renderle appetibili ai giovani, che non è mai una cosa facile. Però la cosa che vogliamo sapere, penso che Beatrice sia d'accordo con me, come si... Esatto. Era proprio la nostra domanda, perché vogliamo sapere. E dal 23 novembre del 19 soprattutto rimanere vivi, avete 4 mani tuttora, quindi è rara sta cosa. Beh, diciamo che il rapporto si è evoluto, nel senso che all'inizio eravamo molto guardinghi l'uno con l'altro, soprattutto se uno cambiava le parole dell'altro, stavamo anche attenti a vedere se il numero di riga era identico, proprio per fare una cosa al 50%. C'è questa minaccia incombente di questa fusione tra due mondi, che il mondo... Cioè l'uomo alieno e l'uomo terrestre, esatto, ormai. Cioè... è l'uomo, diciamo, alieno, che gli uomini alieni che vorrebbero tornare in qualche maniera, ma chiaramente rischiano di distruggere tutto quello che c'è sulla Terra. C'è un po' uno scontro culturale tra due civiltà diverse. Potremmo quasi vederlo anche come una cosa molto attuale. Potremmo definirla, sì, come un po' tra i nostri paesi che tante volte non accettano la persona di un paese magari anche a loro vicino, proprio per paura, diciamo, di tante cose. Nei primi 2 libri ancora è una cosa, sì, è molto soft, perché il capostipite è in incognito ovviamente sulla Terra, e i suoi familiari, gli altri politici del suo mondo cercano di infiltrarsi, ma sempre in incognito, sempre di nascosto, mai apertamente. Sull'isola era facile sentirsi ancora raccontare le storie. Erano storie bellissime, per lo più leggende, e erano storie che viaggiavano solamente attraverso l'oralità, e è stato, come dire, alcuni anni più tardi, quando ho cominciato a studiare all'università, che ho realizzato che quanti più libri leggevo su Venezia, tanto meno vi trovavo e vi ritrovavo le bellissime storie che avevano costellato la mia infanzia. Uno deve amare la sorpresa, deve amare la lettura e la scrittura, perché è facile ma non è mai superficiale.
e soprattutto deve essere disposto a mettere da parte le proprie idee, i propri pregiudizi. Allora se lo può godere fino in fondo. Quindi possiamo dire che per goderci in questa serie di racconti dobbiamo trovarci in un momento della nostra vita in cui dobbiamo essere a tela bianca per poterla riempire? Non necessariamente. Non necessariamente. Basta essere disposti a incominciarlo e andare fino in fondo, perché a metà. È un'esperienza che va fatta, ma non va fatta per metà, va fatta tutta, nonostante sia una raccolta di racconti. E quando hanno dietro di sé anche una grande produzione di pesticidi per sconfiggere i fungicidi, eccetera. Però ci sono realtà anche differenti che si oppongono a questo. Nel libro racconto l'esperienza che c'è stata per esempio in Siria di Salvatore Ceccarelli, che è uno dei più grandi genetisti scienziati al mondo, che ho intervistato, che lui ha fatto per esempio delle sperimentazioni. Lui ha recuperato delle sementi antiche che c'erano in Siria, ha parlato con le genti del posto che coltivavano a coltivare questi grani da secoli senza uso di pesticidi. No, dove praticamente avevo dei grossi problemi a livello lavorativo e non avevo nessuna soddisfazione, anzi arrivavo a casa frustrato e quasi piangente da nervoso non espresso e quindi ho cominciato a protestare scrivendo brevi pensieri, qualche parola. Era stata una prima stesura di protesta. Sì, contro te stesso o contro la realtà che stai vivendo? Contro la realtà che stavo vivendo e piano piano ha preso come una forma di liberazione questa roba qua, no? Io ho cominciato a pubblicare libri di storia, in realtà io curavo giornali, pubblicazioni, periodici e cose di questo genere, quindi per una decina d'anni ho pubblicato libri di cultura locale, storia locale, poi hanno iniziato a venire qualche romanzo, qualche racconto e da lì è nata una casa editrice che oggi ha pubblicato più di 500 titoli e quindi che va alle fiere di Torino. Diciamo che è una casa editrice da dei buoni numeri. Abbastanza, buoni numeri eccetera. Che cosa si pubblica? Oggi, 2024, abbiamo pubblicato quasi 30 titoli che sono spaziati tra i romanzi, racconti, poesie, ma anche saggi di politica internazionale. Infatti io lo propongo nelle scuole e ho avuto dei riscontri di presidi che mi hanno invitato a presentare nelle scuole medie questa cosa e vedo che è stata apprezzata da parte degli studenti, ragazze e ragazzi, proprio perché va a colmare una carenza, una mancanza di informazione che c'è, perché una cosa è trovare il filmino porno gratis su internet, poi magari pensano anche, poi i ragazzini pensano che siano anche vere quelle cose, cioè quella non è educazione sessuale, è pazzesco. Si impara un sesso non vero, fasullo, non vero. Bisogna intervenire, bisogna assolutamente che i nostri politici inizino a fare qualcosa, devono ripristinare questa legge. Io collaboro con l'associazione SOS Antiplagio che da 20 anni opera su questo settore, ha aiutato tante persone a venire fuori da questo incubo, perché è un incubo vero e proprio, un inferno. Sì, perché ti prendono un pezzettino alla volta. Piano piano ti tirano dentro e non ti lasciano più. Lei agiva in modo automatico per abitudine senza pensare. La rabbia, la disperazione, la vergogna la facevano precipitare quando capiva di non essere creduta. E non veniva creduta soltanto perché era confusa, come se quella confusione non fosse reale, penetrante, concretissima spada conficcata nel cuore, nebbiolina costante nella mente, sabbia in bocca a ingolfare le parole. Quindi ti ringraziamo. Cristiano, sei stato stupendo. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Avevamo un pochino d'acqua per fortuna. Grazie. Complimenti a te per portare tutto questo alla luce del sole, è veramente molto bello. Complimenti. Facciamo una foto per la stampa? Una foto per la stampa e poi congediamo.
Grazie mille. Noi appunto ringraziamo e congediamo Cristiano Dorigo perché dobbiamo essere, penso, delle mega lepri a fare gli ultimi saluti a tutti voi che ci avete fatto compagnia su questo secondo palco qua a Veneto in Copertina. Mi sto imbalbando tutte le parole ormai alla fine. Ormai. Quindi vi ringrazio per essere stati dei nostri. Io andrei per un'ultima volta, attenzione che devo cambiare tutti i fogli, dietro. È all'inizio, Giulia. Avresti anche ragione. Quindi torniamo indietro. Io andrei a ringraziare per l'ultima volta tutti gli sponsor, tutte le persone che hanno reso possibile essere qui oggi, a me, a Beatrice, agli autori, a questi autori meravigliosi che siamo partiti la mattina con delle cose più leggere ma abbiamo finito con un ultimo autore che ci ha portato veramente delle cose, possiamo dire, a tratti più pesanti ma bellissime, delle consapevolezze per tutti noi e soprattutto un modo di vedere la lettura non sempre solo come un passatempo ma anche come un modo di riflettere, fare introspezione e soprattutto denunciare cose che tante volte fa scomodo dire. E quindi ringraziamo di nuovo anche la Lanterna, il comune di Dolo, Ubik Mestre, anche per aver reso possibile tutto questo. Un applauso soprattutto a loro. Ultimi ringraziamenti dei nostri sponsor: Ziel Abex SPA, Confcommercio Riviera del Brenta, Banca Agna, Ali Associazione Librai Italiani. Ringraziamo anche HP Flower di Zianigo per l'allestimento dei palchi e da Giulia e Beatrice. Questo è tutto. Speriamo alla prossima edizione. Tra pochissimo arriverà anche il sindaco di Dolo qui sul palco, giustamente per chiudere in bellezza il nostro evento di oggi dedicato alla scrittura, alla lettura, ai nostri autori del territorio che sono sicuramente un grande orgoglio, ma soprattutto mi raggiungeranno anche le mie colleghe Giulia e Beatrice che hanno coordinato tutte le interviste del nostro secondo palco, che sono state innumerevoli. Avete visto tantissimi ospiti quest'oggi, tante storie, tante curiosità, abbiamo scoperto anche molti aspetti del nostro territorio che forse non conoscevamo. Facciamo un applauso anche a loro che hanno coordinato perfettamente le interviste. Abbiamo ancora i nostri spettatori che sono rimasti fino alla fine, gli inesauribili li chiamo io. Siamo con un microfono in questo momento. Però io chiedo a voi ragazze, visto che non sono riuscita a venirvi a trovare, com'è andata il secondo palco? Allora, bisogna dire che il secondo palco, parlo anche a nome di Beatrice, è stato stupendo, anche perché va detto che abbiamo avuto degli autori meravigliosi, tutti meritavano anche loro di essere nel primo palco, assolutamente, ma ci sono stati alcuni artisti che hanno fatto dei libri proprio di denuncia su delle tematiche molto importanti che speriamo veramente che il prossimo anno vengano qua sul primo palco a poterlo dire a voce ancora più forte, perché sono tematiche che fanno fatto comune. Noi abbiamo pianto addirittura, quindi abbiamo veramente avuto un'emozione molto grande e speriamo che tanti di questi autori che hanno anche dei progetti bellissimi che appunto devono essere realizzati, che il prossimo anno speriamo vengano qua con tutti i loro progetti realizzati e che possano dirci sì, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a fare tutto e siamo sul primo palco, quindi sarà veramente molto bella come cosa. Abbiamo concluso in bellezza, siamo partiti con una mattinata con sempre tematiche importanti, ma un po' più leggere. Invece questo pomeriggio abbiamo avuto la violenza, abbiamo avuto le sette, abbiamo avuto la psicologia, il lutto, l'elaborazione del lutto. Comunque un pomeriggio veramente intenso, e anche da noi ci sono stati i fedeli da questa mattina, fissi lì sulla sedia ad ascoltare noi e soprattutto gli autori. Bene ragazze, sono contenta di sapere che anche al secondo palco, insomma, la giornata è stata proficua. Io so che tutti coloro che devono salire sul palco con noi sono arrivati, quindi chiamerei qui sul palco in rappresentanza del comune ovviamente il primo cittadino di Dolo, il sindaco Naletto. Eccolo, è arrivato. Ovviamente Katy, la presidente dell'associazione La Lanterna, Katy Franzolin, che abbiamo visto correre tutto il giorno per questa riuscita perfetta, perché possiamo dirlo, è stata una giornata incredibile. E poi ancora per la libreria Ubik di Mestre Alessandro Tridello, presidente anche di Ali.
E poi sono già qui con me Giulia e Beatrice di GD Ferro Team. Tra l'altro non so dov'è Mario, ma ringraziamo anche Mario Bonesi di GD Ferro che ha curato i filmati quest'oggi, ma c'è Andrea, quindi salutiamo Andrea che è qui con noi. Benissimo, io passo il microfono per i saluti finali e quindi parto da te Katie o partiamo dal sindaco? Partiamo da me. Allora, io ringrazio tutti per essere stati qui oggi, ringrazio tutte le persone che sono venuti a vedere Veneti in copertina, che hanno scoperto nuovi talenti, che hanno dato una possibilità, una nuova possibilità alla nostra letteratura veneta, a partire dagli autori emergenti, alle case editrici, ma anche agli stand di artigianato che sono stati qui e hanno intrattenuto grandi e bambini con le loro attività e i loro laboratori. È stata una domenica di festa per tutti, direi, per grandi e bambini. È stata una domenica baciata dal sole perché non ce l'aspettavamo e ringrazio il cielo anche per questo. E io devo ringraziare, ed è doveroso dire da parte mia, che questa manifestazione è stata curata naturalmente dal Comune e da Ubic di Mestre e Ali, e da me della Lanterna, ma non tanto da me perché ho sempre sentito nominare spesso il mio nome. Io sono la rappresentante della Lanterna, tutto lo staff della Lanterna ha lavorato bene, tutta la Lanterna si è fatto un mazzo grande per far funzionare questa manifestazione e si è vista, perché abbiamo veramente spaccato ragazzi, siamo stati bravissimi. Abbiamo cercato di ricordare a tutti che cos'è la lettura, che cos'è la buona cultura, che cos'è ritrovarsi lontano da un telefono. Quindi io sono qui come rappresentante, ecco, ma in realtà ci sono almeno una decina di persone dietro di me che hanno lavorato veramente tanto. Quindi io ringrazio loro, ringrazio le case editrici, le librerie, gli autori, gli artigiani, tutti coloro che sono venuti qui e hanno reso questa manifestazione incredibile per la seconda edizione, perché ricordiamo che questa è la seconda edizione che ha reso Dolo capitale della cultura oggi, vero sindaco? Grazie Katie, è vero ed è merito proprio a tutto questo, possiamo dire anche volontariato, no? Che c'è di grande impegno e di grande lungimiranza. Pensavo adesso finché guardavo gli ultimi sprazzi, no? Di un percorso importante che da questa mattina, pensate, e non è da tutti, parlare di cultura e avere in piazza la cultura appunto fino a tardo pomeriggio. Pensavo che modello è questo? Perché voi avete in qualche maniera inventato, compreso Ubic ma soprattutto la Lanterna, un modello originale, unico. Io credo che questa sia la fabbrica della cosa più essenziale che una persona può avere e che un popolo può darsi. E sapete cos'è? Il pensiero. Qui c'è la costruzione del pensiero e quindi veramente un plauso da parte mia, ma anche so che qui ci sono anche altri sindaci che stanno guardando. C'è il sindaco per esempio di Vigonovo che saluto, affinché sia un modello anche esportabile, affinché non sia patrimonio esclusivo solo di un paese, ma da questo paese parta una contaminazione che è appunto quella che io chiamo la generatività anche delle nostre meravigliose amministrazioni comunali, dei nostri municipi, ritornando un po' all'epoca classica, no? dove si usava appunto la piazza come luogo non solo della movida oggi, che ci deve essere e che ringraziamo sempre perché contorna e alimenta anche il vivere di un paese, ma anche appunto la capacità di fermarsi e di ritornare a leggere, di ritrovarsi e discutere anche di ciò che si legge, insomma di questa costruzione appunto del pensare in un'epoca non facile, complicata, ma che queste sono veramente finestre di speranza che si aprono al possibile per tutti. Evviva e complimenti, alla prossima edizione sicuramente. Un abbraccio a tutte e a tutti! Il mio compito era solo quello di portare il sole. Sono 2 edizioni che la Katie mi dice piove. No, c'è il sole, perché ci sono io. È vero, confermo, Alessandro ha sempre portato il sole e allora continuiamo così Alessandro. Ok, io colgo l'occasione per ringraziare ancora tutti i nostri sponsor,
Colgo l'occasione per ringraziare ancora il Comune di Dolo, Ubik di Mestre, Jessica che oggi ha condotto tutte queste presentazioni su questo palco, la G di Ferro Team che sul secondo palco hanno condotto altrettante presentazioni. Naturalmente ringrazio il mio gruppo perché senza la squadra Lanterna tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie a tutti e alla prossima edizione, grazie. Cultura e passione vivono qua. Veneto in copertina.